perché comunque aveva più chilometri di quello probabilmente dichiarati. Ebbi sia la versione turbo diesel che poi riuscì a comprarmi una 2005 quadrifoglio oro, già col busto V6, che oggi è ricercata, ma che allora feci fatica a venderla. Uno, per i consumi è normale, un 2005 V6 non poteva consumare poco. Io ricordo le telefonate, ogni volta la solita frase: quanto consuma? Consuma molto. Poi le prestazioni, che non erano esagerate, però allora 160 cavalli, 150-160 cavalli le davano parecchio sprint. Ricordo che era un motore da una coppia straordinaria. Noi siamo abituati, purtroppo mal abituati, a dire quanti cavalli ha, nessuno che dice che coppia ha, perché avere 300 cavalli su una coppia sbagliata non ti produce nessuna emozione. Certo. 150 cavalli, 160 cavalli, con un transaxle dietro, con un equilibrio dei pesi, con una coppia fantastica, perché a bassi regimi già erogava, andava abbastanza bene. Poi adesso si trovano con chilometraggi alti, allora era uscito da poco e quindi potevi incappare anche in auto con 10-20 mila chilometri, 30 mila chilometri, quindi quei motori urlavano, erano dei giovani cavalli. E erano macchine straordinarie, lo sono tuttora. Purtroppo, secondo me, secondo i miei gusti, loro ricordo che l'anticiparono, mi ricordo su Gente Motori o Quattro Ruote che compravo ogni mese, lo anticiparono come l'erede dell'Alfetta. Personalmente, legato al mondo dell'Alfetta, e l'Alfetta fu prodotta, ricordiamo, fino al 1985, perché l'Alfa Romeo allora, con gran signorilità, non abbandonava un progetto per il nuovo, lasciava almeno un anno in cui i due modelli, il vecchio e il nuovo, coabitavano. E quindi tu Certo. potevi scegliere, mi ricordo la transazione tra Giulietta e 75, per esempio, no? La Giulietta rimase in produzione per un altro anno, ma non gli scarti che avevano, tu la potevi ordinare di qualunque colorazione, quello che tu volevi. E quindi ti dava la possibilità di dire: mi mantengo il vecchio relativo, perché con Alfa Romeo non è mai esistito il vecchio, che almeno io ricordi. I restyling non sempre sono stati graditi. Nel caso della 90 c'era la mano, se ben ricordo, di Gandini. Marcello Gandini non era l'ultimo arrivato, però queste linee, che secondo me non erano da Alfetta ma erano più da Alfa 6, ma non lo dico in tono negativo, assolutamente, ma in maniera positiva, la facevano più da ammiraglia. Però alla fine il pianale era il pianale dell'Alfetta. Certo. Quando uscì la Tema, io ne ho avute 3 o 4, la Tema aveva una linea più slanciata, gli interni un pochino più curati. Non curati a livello di materiali, perché comunque a livello di design, chi ha avuto una lanciatema anche dal turbo diesel o dal benzina, o chi ha avuto il turbo benzina o il tema Ferrari, gli interni erano fantastici, la linea aveva un baricentro più basso, il che ti portava a mandarla al limite. La 90 era una grande macchina, più destinata a un mercato da ammiraglia, portava ancora dietro un design un pochino non di vecchio stampo, innovativo, perché vedi la calandra posteriore, anche quella anteriore, richiamarono poi la 75, però era destinata a un mercato molto ristretto e difatti fu tolta dalla produzione in appena 3 anni, nonostante ne vendettero circa 40.000 esemplari, che oggi possono sembrare tanti, però su un mercato molto vasto in tutto il mondo, per una miraglia come l'Alfa 90 sono pochini. Le motorizzazioni erano eccellenti, togliendo il 1.800 iniziale, che comunque manteneva circa 120 cavalli, 115, la macchina era un po' pesante. L'aerodinamica c'era, perché aveva lo stesso CX più o meno dell'Alfetta, però non aveva più quella linea filante, aveva le linee degli anni 90. Se noi guardiamo l'Alfa Romeo, anche lì aveva anticipato quello che sarebbe successo negli anni 90. Vedi la Chrysler, che è nata 15 anni dopo, manteneva quelle linee più squadrate, eleganti, più da ammiraglia. Quindi il design non fu sbagliato per il periodo, perché fu anticipato, e per il discorso della sostituisce l'Alfetta.
E io lì non ero d'accordo, nonostante ne ho avute 2, bellissime auto, molto comode, problemini soliti del transaxle, quindi se aveva camminato un po' troppo l'auto, problemi con i giunti, questa roba qua era nella norma, anche perché era una macchina prestante che ti portava a pigiare sull'acceleratore e soprattutto era un'auto che andava un attimino curata come l'Alfetta. L'Alfetta erano indistruttibili, quando c'era un problemino bisognava subito agire e la macchina, tante Alfette sono arrivate ai giorni nostri perché ben curata. Io penso questo. Poi le motorizzazioni nulla da dire. Tra l'altro Alfa Romeo inizialmente non indicava, io mi ricordo una prova su Gente Motori, credo, in cui inizialmente quando la presentarono non dissero la velocità da 0 a 100. E questa cosa, spulciavo questa cosa, io, chi è collezionista che vada a vedere, non so se 4 Rodo Gente Motori, che alla presentazione non vollero dichiarare questa velocità. Allora noi ragazzi, io nell'84 ancora non avevo la patente, però amavo tantissimo la follia, contavo le ore e i giorni per poter prendere la patente, ma il reato non esiste più perché è reiterato, insomma, sono passati più di 20 anni, ma io la guidavo lo stesso la macchina senza patente, chiusa parentesi. La rubavo un familiare la sera e me ne andavo in giro, una cosa che oggi non consiglio a nessuno e io stesso mi meraviglio come ho rischiato. Però sognando queste auto andavamo a vedere le caratteristiche tecniche, soprattutto io mi ero fissato sulla velocità da 0 a 100. Non mi interessava quasi i cavalli, vedevo lì e fui sorpreso da questa cosa. Non perché la 90 non era veloce, caspita, ma non so perché, per quale scelta o del giornalista, non dichiarò in quell'articolo, molto interessante, la velocità del 0 a 100. Però come auto non c'era nulla da dire. Una linea molto particolare. Poteva piacere o non piacere, non c'era linea di mezzo. La Tema era l'auto desiderata da tutti. Un po' come la Maserati biturbo dei primi anni 80, tutti la volevano. Perché c'era la linea, c'era il motore, era come posso dire, di moda, perché comunque queste linee più filanti, la 75 aveva lo stesso pianale, era esteticamente molto più gradevole, più facile da accettare. Lì ci fu una svolta dall'Alfa 6 all'Alfa 90, c'erano delle linee che la riprendevano, però dico la verità, inizialmente preferì ancora l'Alfa 6 con tutti i suoi limiti che poteva avere, ma era un'ammiraglia che sapeva d'ammiraglia. Beh, certo. Imitava l'ammiraglia, aveva le carte per essere una mediana, ma fu presentata come auto sportiva, auto di famiglia. Io ripeto, con 2005 V6 che oggi me lo comprerebbero occhi chiusi, faticai a venderla e credo di ti dare un prezzo abbastanza buono perché era difficoltoso darla, era molto difficoltoso. Quindi tu avevi quella con l'optoelettronica, la strumentazione optoelettronica. Il cruscotto era qualcosa di favoloso, avevo, mi ricordi, LED verdi e rossi, poi un cruscotto simile lo vidi sul Golf. E quello era un periodo in cui io la ebbi nei primi anni 90. Ancora erano macchine comunque di una fine, sì, inizi anni 90. Lavoravo anche commerciando con le auto, compravo, le rivendevo, prima ancora di lavorare poi in un autosalone, e mi costavo queste macchine per qualche mese prima di darle via. E ne ho avute diverse. L'Alfa era comunque sempre un Alfa Romeo, quando la parcheggiavi, poi guardavano dietro il 2005, quadrifoglio oro, sbirciavano dentro. Aveva dei cerchi che erano sottodimensionati, credo che erano da 14 addirittura, o forse 15, credo 14, e quindi la macchina un pochino ne risentiva. Secondo me, già dal secondo restyling dell'86 hanno reso un attimino più aggiornata, però la Tema, che aveva praticamente a parità di prezzo, non dico che offriva di più, aveva una linea molto più filante, molto più sportiva e con la trazione anteriore che non imparavi nulla alla guida perché correggeva automaticamente. Io ricordo che andava abbastanza forte. Col transaxle dietro, e quindi cambio cambio poco prima del differenziale, avevi sì una certa stabilità, ma le curve le dovevi sapere impostare. Pena che questa macchina andava chissà dove, ma non era un difetto, anche l'Alfetta erano abbastanza stabili, ma le dovevi saper guidare e ti insegnavano a guidare. Io ho imparato a guidare quel poco che
ho imparato a guidare con le auto a trazione posteriore, e anche l'Alfa 90 ha dato il suo contributo, così come la 75. Alex, prima di parlare, di concludere sull'Alfa 90, se guardi un attimo nella chat, Sveva tra poco le proietterà per i nostri ascoltatori, c'è questo nostro ascoltatore, l'immenso Manzoni, che dalle Canarie ci ha mandato sta foto di sta Giulia, che mi sembra un'unificata 1600, ma non vorrei sbagliarmi, la quale mi sembra anche, diciamo così, abbastanza con qualche licenza poetica. Non riesco a vederla, vado qua sulla chat. Va in chat. Aspetta, ecco sulla chat. Ecco, a me ecco qui. Dice che vuole 50.000 euro. Secondo me 50.000 nemmeno se li danno a me 50.000 euro per pigliarmela. Allora, io sui prezzi, soprattutto le Giulia, preferisco non commentare, perché spesso la gente vuole vendere la passione. Tu puoi vendere un oggetto, un'auto. Sì. La passione non la puoi vendere. Sì. Io quando sono andato alla ricerca della mia Giulia o altre auto, mi dicevano ma io ci sono legato, era l'auto di mio papà, mica me la vendo per poco. Io ti posso acquistare l'auto, non posso acquistare l'affetto che hai per tuo papà, è normale. Appunto. Sui prezzi però devo dire, innanzitutto un'auto deve essere valutata nell'insieme, e prima di chiedere queste cifre molto importanti, attenzione, perché 50.000 euro su un'auto che ha 50 anni, 55 anni, qualche problema lo si trova, è normale. Quindi non è che stai vendendo un'auto uscita come da concessionario. Devo dire mi dice Manzoni che è tutta rifatta, 1600, motore compreso, sembra appena uscita dal portello. Se trova qualcuno che gli dà 50.000 euro, allora la cifra che si avvicina ai 50.000 euro, sai qual è? 40.000 è il massimo, che sono le Biscione 1600. Le Biscione 1600, se tenute veramente bene, possono arrivare a quella cifra, però ripeto, il valore non lo dà un mercato, il valore in quel caso lo dà l'appassionato. Se l'appassionato è disposto a dare quella cifra, per un 1600 Biscione ci arriveremo, a quella cifra va bene, però quelle auto non devono essere pasticciate. Io vedo dei fori strani nel cruscotto, sì. Cioè io renderei l'auto un attimino più snella se dovessi vendere, toglierei questi adesivi belli, sportivi, eccetera, più da anni 90, rimetterei magari dei cerchi suoi originali, sostituendoli, magari aggiungendo come omaggio i cerchi che attualmente sono montati, e toglierei qualche gadget interno, e ripeto, 50.000 euro non sono nessuno per dare una quotazione tale. Personalmente credo che il valore sia un po' eccessivo, a meno che anche non si parli di un'auto con un passato da corsa, e anche lì bisogna vedere in che condizioni sta, telaio eccetera, perché tutti, come dice, ogni scarafone è bello mamma sua. La propria auto è perfetta, però poi vai da un carrozziere, da un meccanico fine, e ti trova 1000 difetti. Infatti, quindi prima di chiedere quella cifra credo che bisogna essere un attimino accorti. Se è una Biscione ci si può avvicinare, una Biscione normale sta sui 30.000 euro massimi, ma in condizioni perfette. Arrivare a 50, non lo so, mi sembra un po' eccessivo, però ripeto, se c'è l'appassionato che vuole quell'auto, io nella mia piccola carriera di venditore mi sono accorto che se c'è un appassionato che cerca quel tipo di auto, di quel colore, e che prova pathos, perché quando compri un'auto è un innamoramento, e quando tu sei innamorato, come dissi l'altra volta, non guardi il portafoglio, la puoi anche comprare a quella cifra, però da qui a fare una stima 50.000 euro, secondo me siamo un attimino fuori mercato. Certo. Senti Alex, noi dobbiamo chiudere, però io ti voglio ringraziare come sempre, ci ritroviamo allora sabato prossimo, ok? Sì, sabato prossimo, nelle prossime settimane, ma ancora non ho la certezza, avremo ospiti due grandi nomi in puntate diverse del collezionismo, ma soprattutto del restauro. Vi sveleremo più in là i nomi. Uno di loro adesso vive a Monaco, è un broker di auto, ma è stato uno dei più grandi restauratori
al mondo di Lancia e anche Alfa Romeo, perché una parte delle auto che si trovano al museo Alfa Romeo sono state restaurate dalla loro azienda, che è conosciuta in tutto il mondo. Di notte ogni tanto guardo le aste Bonanza, eccetera, e vedo auto con il loro logo davanti, dopo 40 anni che erano restaurate, a prezzi che non ti dico. E quindi mi farebbe piacere averli entrambi in trasmissione. Vediamo di riuscire, data la distanza, comunque gli orari, eccetera, di poter avere, anche perché il padre abita a Santo Domingo, lui a Monte Carlo, e spero di almeno un paio di trasmissioni di poter dedicare a ciascuno di loro e portare avanti anche all'ascolto dei nostri amici esperienze di chi professionalmente ha fatto questo mestiere. Molto bene, grazie, ci ritroviamo tra 7 giorni, grazie a tutti. A presto, grazie a voi. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.